Si rinnova lo scontro da qualche mese anche feroce tra il presidente della regione Lombarda e il presidente regionale e vice nazionale di Confcommercio Pietro Agen. Le accuse sono gravi, quindi il popolo chiede di sapere qual è la verità su queste scuse gravi riportate dal quotidiano La Sicilia, sabato 18 giugno 2011, a pagina 4. Ipermercati, tabacchini, di chi stiamo parlando? Cioè, praticamente si parlano di accuse gravi. Certo, l'accusa fatta a Agene dal presidente della regione è gravissima. Non è che c'è il presidente della regione o c'è un cittadino qualunque. Lombardo dice poi la Confcommercio, di cui da 20 anni Agene è padre e padrone, è estraneo all'invasione della grande distribuzione in provincia di Catania e alla conseguenza che i commercianti e produttori agricoli sono finiti sul lastrico, in quanto poi ai padrini e altre cose o autoritari più o meno prorogati la magistratura competenti sanno che il pizzo può essere incassato anche solo sotto forma di concessioni di tabaccherie, di ristoranti e di bar. Cioè, come ci sta dicendo che hai chiesto il pizzo facendo avere delle concessioni di tabaccherie, ristoranti e bar. La famosa storia dei tabacchini che si diceva in giro. Certo, chi non ha peccati scagli la prima pietra, dopo ci vuole.